Mi hai chiesto prima che cosa penso quando dipingo. Più delle volte prego perché voglio che nei miei quadri ci sia la presenza di Dio. Per me, e dovrebbe essere per tutti, preghiera non è acquisizione di merito, ma è chiamata in gioco di Dio. Dio viene in noi, non vede l'ora di venire in noi, vuole vivere con noi, vuole dividere le nostre esperienze, essere presente. Il famoso timore di Dio della Bibbia non è altro che la considerazione per Dio. Ecco, per me questa naturalmente è una conquista che è avvenuta 22 anni fa, 23 anni fa, improvvisamente ho trovato quello che avevo cercato per tutta la vita, cioè la realtà della presenza del mondo spirituale nella nostra vita, che è importantissima perché noi sappiamo, vediamo cadere gli uomini tutti i giorni, vediamo tutti i giorni i funerali e se abbiamo un minimo di coscienza dovremmo preoccuparci. Ecco, io non mi preoccupo più perché so che la vita dell'uomo non è un frammento di retta, ma è una semiretta che, come dice la geometria, incomincia da un punto e viene lanciata verso l'infinito. Ecco, noi non sappiamo cos'è l'infinito, parlare di vita eterna è difficile, non la comprendiamo, però io so che quando prego nel modo giusto ho una grande gioia nel cuore e tutte le cose brutte che possono essermi successe quel giorno sono superate. Ecco, bisogna andare a prendere sta gatta perché sì, questo è finito. Cioè, quando la religione, la fede cristiana non è una religione, è una fede, è la fede in Dio. Sentivo stamattina un predicatore alla radio, un laico, tra l'altro un pittore brasiliano, che diceva: nel momento che io parlo della buona notizia, e la buona notizia è che Dio ci ha salvati, che Gesù è morto per noi e ci ha salvati, io realizzo la salvezza nelle persone che mi ascoltano, realizzo la salvezza. Non sono io che salvo, diceva questo pittore, naturalmente, è Gesù Cristo che salva, però il dirlo concretizza il fatto. Questa cosa è importantissima, io l'ho sperimentata dopo la mia conversione moltissime volte con grande sorpresa. Ho visto perfino sacerdoti commuoversi e piangere mentre io parlavo del Signore, cose che io pensavo loro sapessero benissimo. Ma il bello della predicazione, quella di cui parla San Paolo, è la chiama kerygma, che è una parola greca che vuol dire la buona notizia. Il bello della predicazione è proprio che non è mai fatta in vano e che non è mai ripetuta in vano. Sempre c'è un'esperienza nuova per un uomo nuovo che sta ascoltando e che magari un piccolo seme che viene buttato nell'anima e che poi maturerà col tempo. Amen.